2016 anno di grazia, questo è il titolo che si è voluto dare alle celebrazioni in onore del Premio Nobel per la letteratura Grazia Deledda, un ricco programma di eventi e manifestazioni che vogliono celebrare due ricorrenze, gli 80 anni dalla morte dell'autrice di Canne al vento e il 90° anniversario del conferimento del Premio Nobel. Il lungo elenco di appuntamenti è stato illustrato stamattina a Nuoro nel corso di una conferenza stampa. All'incontro sono intervenuti il sindaco del capoluogo barbaricino Andrea Suddu, il primo cittadino di Galtellì Giovanni Santoporcu, l'assessore alla cultura Sebastian Cocco e Agostino Cicalò, presidente della Camera di Commercio e del distretto culturale nuorese. Un calendario di eventi che avrà il suo epilogo il 10 dicembre, anniversario della consegna del Nobel, in cui in collaborazione con l'Israele si terrà a Nuoro un convegno internazionale di studi. Nel suo intervento l'assessore Cocco ha ricordato l'attualità del messaggio della Deledda che quando si riferiva alle origini dei sardi ne ricordava la multiforme provenienza. Un messaggio importante in un momento storico in cui si vogliono innalzare i muri. Il sindaco Suddu ha voluto rimarcare l'insegnamento e l'esempio di Grazia Deledda che con la quarta elementare, vivendo in Barbagia, al centro di un'isola lontana dal mondo, è riuscita a raggiungere un obiettivo di grande prestigio conseguendo il Nobel. La sua forza è stata crederci e questo esempio, se seguito dai sardi, potrebbe far superare alla Sardegna le difficoltà che attraversa in questo momento. Il sindaco Porcu ha descritto il cammino che Galtellì ha fatto in questi anni per valorizzare i luoghi del narrato della Deledda. Tutta la comunità ha aderito a questo progetto a partire dalle giovani generazioni. In occasione delle celebrazioni deleddiane si cercherà di attivare anche un circuito economico. Questo è il ruolo della Camera di Commercio che attraverso il presidente Cicalò ha garantito il supporto delle associazioni, tra le quali la Lega Coop e delle aziende, agli eventi che saranno messi in campo. Quanto agli appuntamenti, il primo in città sarà l'inaugurazione a Ferragosto di una statua dedicata alla Deledda proprio all'inizio della via in cui sorge la casa natale. Seguiranno convegni e soprattutto il coinvolgimento delle scuole nella convinzione che da lì occorra ripartire per diffondere la conoscenza dell'opera del Premio Nobel nuorese, i cui libri saranno oggetto di una completa ristampa.